Aquila, Mari Imposita, Sexto Pompeo superato. Ci troviamo qui alla chiesa di Santa Maria Maggiore, dove riposò l'eroe Garibaldi sugli scalini. È famosa per questa la chiesa. Come vedete, affreschi bellissimi, la Madonna della Neve. Buona visione. La chiesa di Santa Maria Maggiore di Milazzo è un luogo di culto che si trova sul lungomare Garibaldi, quindi il cosiddetto rione di Vaccarella, famosa perché qui riposò l'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Dopo la battaglia di Milazzo del 20 luglio, vero? E mangiò pane e cipolla? E come mai? Che era la cipolla tropeana? Così dico, c'era il signore che faceva Garibaldi. Non mangiò cipolla, quindi la cipolla col tonno, famoso piatto milazzese. Dice, allora come una cipolla? Dice. Allora dice, ora io non ho trovato niente qua, non panino, non cipolla e non tonnino. Ci spariamo 1860. Ora se mangi la tonnina ti può fare solo male. La chiesa è una chiesa in realtà di epoca spagnola, ma esiste una chiesa di San Termo che era un edificio di epoca bizantina localizzato nei pressi del promontorio e poi fu demolita per dare origine al torrione di San Termo nel 1581. Successivamente dal torrione di San Termo derivò la chiesa di Gesù e Maria, che a Milazzo adesso viene definita chiesa di Santa Maria Maggiore. È una costruzione di epoca barocca, il rococò abbellisce gli interni e lo stile neoclassico ne caratterizza il prospetto. È una chiesa che si contrappone alla chiesa di San Giacomo Apostolo che la fronteggia. Dobbiamo segnalare alcuni affreschi, il famoso affresco della volta, e abbiamo un ricco cornicione di Scipione Manni con una volta ornata da affreschi di Scipione Manni che sono datati 1762, esattamente la presentazione di Gesù al Tempio. Nella calotta dell'abside, Gesù che caccia i mercanti dal Tempio nella volta della navata. Completano il ciclo pittorico parietale tre lunette raffiguranti la Vergine che vince sul male e protegge la Chiesa di Cristo, la cecità di Abramo e la terza dedicata a Davide.